referenze introduttive sulla Caritas in sé. Si parla molto della Caritas, però è bene dire che cos'è. È un gruppo, è un'associazione a connotazione ecclesiale, cioè si richiama a quelli che sono i riferimenti fondanti della Chiesa, della comunità cristiana, che sono tre: l'annuncio della parola, la celebrazione dei sacramenti e la promozione della solidarietà e della carità o dell'agape. Diciamo che ognuno di questi tre ambiti ha al suo interno vari gruppi che operano, operatori, iniziative, eccetera. Però diciamo così, la parrocchia media in Italia è molto sbilanciata, direi sull'80-90% delle energie che impegna, del personale che impiega proprio nell'operare, nei primi due ambiti, cioè nell'ambito strettamente intraecclesiale, e molto poco, questa è una mia considerazione personale, non solo qua a Moliano ma nell'Italia, molto poco sul terzo ambito, quello della fraternità e della solidarietà. Ma non è questo perché la parrocchia in sé, perché oggi la società è molto, secondo me, ripiegata su di sé, molto corporativa, ripiegata su alcuni ambiti, poco aperta ai nuovi fenomeni, alle nuove problematiche che stanno emergendo in quest'ultimo decennio, in particolare appunto l'immigrazione. L'obiettivo della Caritas è duplice: una finalità pedagogica e una finalità operativa. La finalità pedagogica mira alla coscientizzazione e alla sensibilizzazione delle comunità parrocchiali, perché le comunità parrocchiali aprono le porte e le finestre della loro, diciamo, struttura ideale, che è piena di tante attività, per vedere qual è la realtà, soprattutto per vedere quali sono le sacche dei bisogni imperanti nel territorio. Il secondo obiettivo è il carattere operativo, cioè far emergere un impegno concreto, ecco qui la promozione del volontariato, affinché i cristiani, i cattolici, esprimano non solo delle idee, degli auspici, ma in maniera concreta, attraverso il volontariato in particolare, dentro progetti, dentro il territorio, dentro le situazioni concrete. La Caritas generale è strutturata a tre livelli: a livello centrale, a livello intermedio, provinciale o diocesano, e a livello locale, parrocchiale. A livello centrale, per esempio, la Caritas nel campo sul fenomeno dell'immigrazione offre uno strumento che si chiama Dossier Caritas, che è uno strumento anche scientifico posto per tutta la comunità italiana, ma utilizzato anche dal governo, dalle istituzioni governative italiane, e promuove progetti di solidarietà sia all'interno nazionale che internazionale. La Caritas diocesana è quella anch'essa che promuove progetti di servizio, ne cito alcuni: centro di accoglienza di Giavara, che tra l'altro in questi ultimi 10 anni ha collaborato con i servizi sociali del comune di Moliano; la casa di accoglienza per le donne straniere a Treviso; ancora a Treviso città c'è un centro di ascolto, una mensa quotidiana per i poveri e il servizio TOC. Moliano ha 7 parrocchie, una popolazione di circa quasi 30.000 abitanti. La Caritas è presente in maniera strutturata e organica solo in 3 parrocchie, precisamente San Carlo, Santa Maria Assunta e Mazzocco. Nell'ultimo periodo, con l'arrivo del nuovo parroco a Sacro Cuore di Moliano, si è aggiunta anche una quarta ente Caritas.